29 aprile 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano sul Corriere delle Alpi riguarda la visita di Papa Francesco in Veneto, precisamente a Venezia. Il Papa a Venezia, bella e fragile. I grandi temi della visita di Papa Francesco tra arte, detenuti e giovani, attenzione agli argomenti più scottanti che rischiano di travolgere la città, la crisi climatica e il turismo di massa, da qui la speranza, il bagno di folla, le emozioni dei fedeli in piazza San Marco, che gioia vederlo, e ancora il discorso ai ragazzi dico alzatevi e andate, il commento di Francesco Iori, quello sguardo sugli invisibili. Gli approfondimenti vi aspettano all'inizio di questa edizione del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano invece dedicata alla provincia di Belluno ci porta a Longarone, no alla variante in trincea. Il progetto della viabilità olimpica alla Fiera Migotti insiste non si può offendere la memoria del Vajont con i piloni. Vincoli idraulici per l'autorità di bacino sarà necessario alzare di più la strada rispetto al Piave. Quali sono le quote di sicurezza idraulica da rispettare per la costruzione del viadotto della variante di Longarone all'altezza della Fiera? La risposta è questa a questa domanda, è determinata per il prosieguo dell'infrastruttura più costosa, poco meno di 400 milioni di euro tra le opere olimpiche. Per l'autorità di bacino non può essere in trincea. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 21. Ambiente in provincia di Belluno, l'infestazione del bostrico, dei boschi dolomitici, interventi preventivi a Cortina. La neve non ferma il bostrico. Il bosco di Rocca Pietore, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, a macchie il coleottero secca gli abeti. I contributi ministeriali, altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, maggiori aiuti agli asili privati per il bellunese sono 1,7 milioni. Crescono i contributi del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Regione Veneto alle 34 scuole dell'infanzia paritarie bellunesi. Se il totale dei fondi a disposizione per il Veneto scende, qui sono destinati 1,17 milioni, 75 mila euro in più rispetto all'anno precedente, e aumentano gli aiuti dei comuni. L'approfondimento di Paolo Dallanese a pagina 23. Per quanto riguarda lo sport, Belluno Volley, serata no a Fano, calcio di Serie D, Dolomiti seconda, c'è la matematica. Entrambi gli articoli sono a firma di Pasuc e Dal Pont e di Dapoian, li troveremo ovviamente nelle pagine dedicate allo sport. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda un fatto di cronaca giudiziaria. L'assassino di mia sorella mai pentito. Ieri l'incontro dedicato ad Annalisa Baldovino, uccisa nel 2001. Il fratello, il figlio ha paura, ora quell'uomo è in semilibertà. Nel 2001 la parola femminicidio non esisteva, ma l'uccisione di Annalisa Baldovino, avvenuta con 4 colpi di pistola dopo 18 denunce sporte contro l'aggressore in 6 mesi, rientra a pieno titolo nella categoria di quei delitti che tutti i giorni oggi passano alla ribalta delle cronache. Oggi, ogni volta che leggo di questi fatti o che li sento raccontare in TV, afferma Armando, il fratello della vittima, mi ritrovo a ripercorrere i mesi di guerra dichiarati da Davor Kovac a mia sorella, i successivi 47 giorni di agonia in ospedale e infine la morte. Ogni volta per me è un colpo al cuore. E proprio per non dimenticare questi fatti, ieri al Teatro San Gaetano di Castione il caso è stato ripresentato con l'intervento del sostituto procuratore Roberta Gallego, che ha tratteggiato la figura di quella donna bellissima e indipendente che ha scatenato la rabbia di un uomo che si era invaghito di lei. L'approfondimento di Gabrieli lo troveremo a pagina 2. La foto di copertina ci porta invece a Sovramonte. Ieri la grande festa organizzata a Sorriva, San Dordi, il trionfo delle tradizioni. Ed vediamo in questo scatto la storica minestra preparata con un quintale di fagioli. In tanti ieri erano a Sorriva per gustarsi questa tradizionale menestra. L'approfondimento di Bertoglia, pagina 6. Cortina, Banca Rurale, l'utile 2023 è di 11 milioni. L'approfondimento di Dibona, pagina 8. Col Ferrari Report tra fronte ucraino e festa dell'Inter. L'approfondimento di Giovanni Santin ci porterà a pagina 5. 3 giorni dopo l'attacco russo all'Ucraina era a Leopoli. Nei lunghi mesi del Covid ha coperto per il TG1 tutto ciò che era legato alla pandemia. Sono
Sulle riprese dell'alluvione in Liguria 2 mesi fa è volato a Valencia in Spagna per documentare l'incendio che ha divorato un edificio di 14 piani. Il suo nome non compare quasi mai, ma dietro alle immagini Rai di moltissimi eventi c'è la firma di Umberto Colferai, 33enne di Belluno, Cavarzano, che ieri ha documentato anche la festa scudetto dell'Inter campione d'Italia. E ora sarebbe dovuto partire per Iraq e Kuwait come troupe Embedded dell'esercito italiano, ma è stato tutto rinviato. L'approfondimento appunto di Santina, pagina 5. Val di Zoldo, valanga sul San Sebastiano, escursionisti in salita e in discesa, ma nessun coinvolto. L'approfondimento a pagina 8. Richiami anche per quanto riguarda lo sport. Fano travolge Belluno 3-0, semifinale in salita, team marchigiano travolgente, mercoledì gara 2 alla Spes Arena. Calcio, 5 Feltrini in campo, Toniolo gol e la Dolomiti si prende il secondo posto. Parliamo di calcio di Serie D, l'approfondimento di Mammani da pagina 15 a pagina 17. E ancora sport, quella salvezza che sembrava impossibile, conquistata in estremis a Limana. L'approfondimento di Dell'Olivo a pagina 11. Corsa, trail, Longano e a Lozzo, oltre 200 concorrenti. E ancora calcio, Alpago e Borgo Valbelluna, duello a suon di poker di gol. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, bilancio sano ma senza investimenti. Il consigliere Giuseppe Vignato, valore comune, critica i mancati progetti soprattutto per i giovani e la cultura. Il sia rendiconto di Palazzo Rosso è previsto domani quando l'Assise sarà chiamata all'approvazione dei conti. Terre Alte, via Medil chiusa da 6 mesi, vietata la messa al capitello, cerimonia allo sbarramento. Per la prima volta la frazione non ha celebrato lo storico evento, al punto votivo siamo stufi di questi disagi. E ancora la manifestazione in 1500 per Dolomiti Country, il prossimo anno si replica l'appuntamento, in questo caso si è svolto alla fiera di Longarone. La notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 3, il femminicidio Baldovin, uccise mia sorella, dopo 23 anni è fuori. La rabbia della famiglia di Annalisa, perseguitata e ammazzata dall'uomo che si era invaghito di lei, ieri a Castione l'evento per ricordare il fratello e il suo carnefice ha annientato anche tutti noi. Non ha mai avuto un minimo segno di pentimento, mai un messaggio, nulla, e ora lui fa una vita quasi normale. Questa è la dichiarazione del fratello. E ancora viviamo nel timore che possa ripresentarsi. Non abbiamo più vissuto, ancora oggi fatico a leggere notizie come la vicenda Cecchettin, la vicenda appunto di Giulia, venuta a mancare, uccisa dal suo ex fidanzato pochi mesi fa. Siamo nel nostro Veneto, nella nostra regione. Per non dimenticare, lei bella e indipendente, lui taciturno e laconico. La sala era piena ieri sera a Castion, presente anche il sindaco di Pieve di Cadore Cindy Manusci. Nel pubblico anche tanti uomini hanno ascoltato in silenzio, attenti, a tratti commossi, la storia di Annalisa Baldovin, una figura tratteggiata con la maestria della PM scrittrice Roberta Gallego, partendo dall'articolo 13 della Costituzione: la libertà personale è inviolabile. Continuiamo con pagina 5 con le immagini, racconto guerra e Covid, l'intervista a firma di Giovanni Santin. Umberto Colferai, 33 anni, di Cavarzano, per mesi reporter in Ucraina e in pandemia nelle corsie ai funerali di Bergamo, ora pronto a ripartire per l'Iraq al seguito dell'esercito italiano. Dovevo andare in Kuwait, ma la partenza è stata posticipata. Dopo il diploma Ranieri lavoro con un service Rai e ora con la Accentec, ieri con la telecamera alla festa per l'Inter. Dal capoluogo le fontane diventano protagoniste per la terza uscita di Diverdente. L'appuntamento è per sabato 4 maggio. Le fontane prendono il posto delle rondini. L'appuntamento è a sabato 4 maggio nel centro del capoluogo bellunese. Adesso invece spostiamoci a Sovramonte con la tradizionale festa dei San Dordi e soprattutto con la sua gustosissima menestra. Tanti fedeli per la 401esima edizione dell'appuntamento votivo religioso. A Sorriva volontari anche emigranti da Milano e Torino. Dopo la processione distribuita la pietanza benedetta, cucinato dalle sovramontine 1 quintale di fagioli secchi. L'organizzazione, coordinata dal primo cittadino Federico Dalla Torre, è stata apprezzata e promossa, ed ecco appunto alcuni scatti della manifestazione. Altra festa invece a Feltre, festa di San Vittore, un appuntamento di gran successo. La Fiera dei Fiori piace, si è chiusa con un successo di presenze. La Fiera dei Fiori, festa di San Vittore, promossa per le giornate di sabato e ieri nel centro cittadino di Feltre. Borgo Valbelluna, antenna Vodafone paghi l'affitto. Anche la Corte d'Appello Stangala Inwit, titolare del contratto, si era rifiutata di versare il canone per il terreno del comune. La compagnia si appellava alla norma sul servizio pubblico, ora dovrà versare ulteriori 10.000 euro di spese legali all'ente. E sempre da Borgo Valbelluna, ex Cinema Verdi, progetto rinnovo non è stato condiviso con i cittadini.
Spostiamoci a Cortina, Cortina Banca, una rurale solida a più di 1 milione è devoluto a sociale, salute e sport. L'assemblea giovedì 9 maggio alla Giraldi Hall. Il presidente Massimo Antonelli, l'utile di esercizio 2023 è di quasi 11 milioni di euro. Il nostro è l'unico istituto di credito che ha sede in provincia nel tempo, aperti nuovi sportelli. Val di Zoldo, valanga sul San Sebastiano, tutti salvi, c'erano escursionisti in salita e discesa, chiamato l'elicottero gli alpinisti avevano trovato riparo dalla neve. Altre 2 notizie da Agordo, Università Adulti Anziani Agordini e artisti in mostra in Sala Don Tamis, dal 5 maggio le opere del gruppo Frescanti seguiti da Laura Ballis. E ancora Hauser e il Broi, 50 volontari al lavoro, gli interventi effettuati sono stati 840. Direttivo del sodalizio, il grande appoggio dei nostri soci ci rende soddisfatti e ci impegna a migliorare. Rocca Pietro invece in lutto, infarto in casa, sotto gli occhi della compagna, muore 73enne, la vittima si chiamava Maurizio Maramao. E adesso passiamo alle notizie riferite al Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie prettamente bellunesi. La prima riguarda ovviamente, lo abbiamo sentito dalla prima pagina, la variante che si dovrà realizzare a Longarone, questo è il titolo, vincoli idraulici per la variante della fiera, il percorso in trincea scartato dai tecnici. L'autorità di bacino indica la necessità di alzare il viadotto, Migotti insiste non si può offendere la memoria del Vajont. Carenza di alloggi, accordi scaduti, inquilini pressing sui proprietari, notizia che riguarda il bellunese, il patto territoriale offre garanzie ai padroni di casa e canoni calmierati, nel bellunese non c'è ormai da 10 anni l'appello del Sugna. E ancora architettura minima nelle Alpi, premiato il Tabia di Colmean, il progetto realizzato dallo studio associato SBA di Rosà Vicenza ed ecco appunto il Tabia di Colmean che si trova a Cencenighe a Gordino. Mondo dell'istruzione, con pagina 23, crescono gli aiuti alle materne private, da Roma arrivano 75.000 euro in più, per il bellunese 1,17 milioni, il totale del Veneto è in calo, il presidente della FISM Triches segnale molto positivo. Scuole superiori, erbe spontanee in cucina, Dolomie della Lucia ne estendono le proprietà e ancora sezioni primavera per recuperare iscritti alle scuole dell'infanzia, il trend è segnalato dalla FISM. Spostiamoci a pagina 24, il post Vaia, il bostrico avanza nonostante la neve, il caldo di marzo ha schiuso le uova, al lavoro a Cortina per preservare il paesaggio olimpico sul Grappa, a rischio 20 km quadrati di bosco, gli insetti nati già a fine inverno ora sono ben al riparo sotto la corteccia. Lutto a Rocca Pietro, ne abbiamo trovato notizie anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, colto da malore in casa dopo una passeggiata, muore a 73 anni a Caracoi. E ancora Tambre, ancora chiusa la strada tra Pian Canaie e Campion, ma è stata sistemata. Continuiamo con pagina 26, Olivotto alza la voce, la piscina è inutile, chiudere la vasca tuffi è folle e vergognoso, la capogruppo di IPB contesta la scelta del comune sportivamente, i corsi di nuoto si possono fare senza cancellare 3 discipline. Spostiamoci a Feltre con pagina 27, gemellaggi, priorità al gruppo giovani, creare occasioni di studio all'estero. In agosto lo Youth Festival con la protezione civile, Girardini, ragazzi stranieri ospitati nell'ex caserma. E ancora rinnovato il voto a San Giorgio, la storia continua a Sovramonte, successo della festa dei San Dordi arricchita dalla fiera dell'innovazione, notizia di cui abbiamo trovato spazio anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Dalla rubrica Cultura e Società, un'opera lirica per Marco Polo, l'omaggio dai giovani talenti che crescono a Venezia, ovazioni a Malibran per il lavoro prodotto dagli studenti del Conservatorio Benedetto Marcello e Accademia di Belle Arti. E continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno, come sempre lunedì è ricco di notizie sportive, incominciamo con la pallavolo Serie A3, troppo Dimitrov per il Belluno, Fano mette un piede in finale, i rinoceronti con un Bisi troppo appannato soffrono la battuta degli avversari e un muro sempre attento e coriaceo, i marchigiani costruiscono il gap a suon di ace e attacchi vincenti, mercoledì alla Spes subito gara 2 per portare la serie alla bella in trasferta. E continuiamo con la pallavolo, Serie C femminile, Feltre, una sconfitta indolore, applausi per Benedetta Rec, 0-3 il risultato finale tra FBP Feltre e Laguna. Ancora pallavolo, Serie D femminile, Impresa Limana batte Marcone e si salva all'ultimo respiro.
Calcio Serie D, la 33esima giornata, Dolomiti col Portogruaro decide Toniolo, secondo posto definitivamente in naftalina. In campo con 5 feltrini titolari, i bellunesi rischiano poco e sprecano più volte il raddoppio. Domenica c'è il Mestre, 1-0 il risultato finale tra Dolomiti Bellunesi e Portogruaro. Continuiamo con il calcio di promozione, il Borgo Valbelluna va sul velluto, col 90 si decide tutto in 45 minuti. E ancora c'è troppo al pago per il Villorba, al terzo posto è quasi in cassaforte. Ancora dalla promozione tra Longarone Alpina e Union Pro il classico pareggio di fine stagione. Dalla prima categoria Schiara le troppe assenze pesano, a Cison il conto da pagare è salato, 4-2 il risultato finale tra Cisonese e Schiara. Seconda categoria Juventina Mugnai esagerata, 7 gol al Comelico. E dalla terza categoria ancora Gemelle e Domegge, la lotta a promozione è fra loro due. Calcio giovanile Dolomiti, finale di stagione con un successo a Mestre e ancora Limane e Plavis comandano i due gironi Under 15. I campionati del CSI, siamo a pagina 46, Chiesa, Sottocastello e Sedico sono già in semifinali. Passiamo al rugby Serie B, Feltre come a Brescia rimonta il sorpasso, poi Castellana lo beffa. Basket, il litorale nord mette la freccia, il Valbelluna cade alla distanza. Basket di promozione femminile, Dotlik inarrestabile, il Valbe a un passo dalla C, 52-45 il risultato finale tra Valbelluna e Merano. Paracadutismo, il Qatar alza la Dolomiti Cup, sul podio la scuola nazionale. E per il mondo delle bocce Serie B, Cavarzano KO ed eliminato Belluno Salvezza pesa a un filo. Podismo, Vecellio Apatis sprinta nel finale e fa il suo il trail de Longane. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, poco parzialmente nuvoloso di sera. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora legale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.